messaggio. Allora, ci presentiamo. Io sono Carla Paciotto, questo è Jeff Biggins, che è mio marito, e siamo stati invitati qua da Valeria e dalla scuola, che ringraziamo moltissimo. Siamo stati qua a gennaio, abbiamo presentato da altre classi e lui ci ha invitato. Bene, ci presentiamo, io sono una docente universitaria, insegno agli insegnanti, o futuri insegnanti, per cui mi trovo bene qua. E insegno molte cose riguardo le lingue e poi vi spiegherò bene. Quindi, Jeff? Ok. Io sono scrittore americano. Ho scritto un libro sulla storia di un'isola. Un'isola non è molto lontana da qui, si chiama Sardegna. Voi mai avete sentito di Sardegna? Sì. Però io non abito qui, io vivo in America, io vivo negli Stati Uniti, vivo proprio su un fiume in Mississippi, che è il fiume più grande degli Stati Uniti. Mississippi. Qualcuno sa come si scrive Mississippi? Non sei. Cosa che facciamo senza? Secondo me facciamo senza. È scarico. M-I-S-S, Mississippi. Passa il spazio. C'è qualcuno per provare? Facciamo senza questo. Devo usare una voce di teatro, ok? M-I. Doppio su, che S, sì. I. Su, doppio S un'altra volta. S. I. I. Mississippi. Fatto? Bravo. Ok, bravo, come si chiama? Mississippi, che tipo di parola è Mississippi? Che lingua? Americano. Americano, ma che tipo di americano? Latino. Latino no, un'altra. Inglese, no, è una parola indigena. E noi abbiamo 300 lingue proprio negli Stati Uniti. E uno è Ojibwe, come si dice? Ojibwe. Una lingua favolosa, no? Che usiamo sulle Minnesota. E lì dove inizia questo grande fiume. E pensa un po', la prima persona per attraversare questo fiume di Europa veniva dalla Sardegna. 1543. Io mi ricordo benissimo, io ero un ragazzino 500 anni fa. 1543 sono arrivati i conquistadores spagnoles, ma in verità i conquistadores non erano tutti spagnoli. C'erano i greci, c'erano quelli genovesi, c'erano di Tunisia e c'erano tanti sardi. E loro hanno fatto questo attraverso il fiume, no? E c'erano conflitti con gli indigeni purtroppo. E a un certo punto è morto il capo, Hernando de Soto, e così. E loro erano disperati perché hanno perso la patria. Però in un certo momento c'è uno di loro, un sardo. Devo prendere le sedie.
L'interazione purtroppo. Interagire con vabbè. Ripartiamo dall'inizio, ok? Faceva anche un po' di tempo. Ok, parte 2. Siamo pronti? Come si dice pronto in capitanese? In capitanese, qui in Sinai, come si dice pronto? Pronto su? Pronto. Ok. Allora che i nostri fratelli e sorelle maggiori, noi siamo sui fiumi Mississippi. Io abito proprio sui fiumi Mississippi. E lì, nel 1543, il primo gruppo per attraversare l'Europa, questo grande fiume, era un gruppo di conquistadori spagnoli. Era un disastro, morto il capo. E loro erano disperati per tornare sui bordi di Messico. Ma non c'era una barca. C'è un ragazzo, un sardo, che sapeva come si fa per costruire una barca di tanti cose diverse. Lui ha trovato un canapa per fare le frecce per il porto e dopo ha messo insieme. Allora il primo viaggio di tutti i fiumi Mississippi degli europei è grazie a un sardo che veniva da questa regione. Noi vogliamo fare questo viaggio perché tornando sui Boffo era un viaggio lungo, tutti avevano paura, no? Pensa un po', questo mondo nuovo, favoloso, ma pieno di conflitti. E lui ha dovuto anche raccontare una storia per calmare il resto dei marinai. Io ho bisogno di 5 marinai per darmi una mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok. 3, 3, così. Quelli che hai indicato. Wow. Questa è la nostra barca. Dobbiamo iniziare di fare con il remo. Remo? Remare. Come si dice remare in sardo? Remare? Tu sai parlare in sardo? Chi è la persona che sa parlare? Gianluca. Lui, vieni qua. Come ti chiami lui? Luca? Io sono Gianni. Tu devi fare queste storie, non io. Perché io non so parlare in sardo. Io solamente in italiano, spagnolo e inglese. E tu quante lingue parli? Io 4, 5. Io faccio la parte in italiano e tu fai la parte in sardo, va bene? Ok. Allora aiutaci, perché anche voi avete un ruolo importante. Un po' più energia la mattina, no? Io anche sono senza caffè. No, ma devo fare insieme, così. Disastro. Allora, 1, 2, 3. Come si fa in sardo? 1, 3, 4, 5, 6,
fare questi marinai per arrivare. Oh, io ho una storia della mia isola. 6.000 anni fa c'era un grande monumento che si chiama un ziggurat. L'unico ziggurat in tutta Europa. Che non c'è in Francia, non c'è in Inghilterra, non c'è in Germania, non c'è in Italia, solamente in Sardegna. Un tipo di programma, come dice? Piramidi particolare. Una cosa favolosa. Continuiamo. Racconta un po' di questo ziggurat. In Sardegna c'è un ziggurat. In Sardegna adesso una ziggurat. L'unico ziggurat in tutta Europa. L'unica ziggurat in tutta Europa. È favoloso perché deve fare queste scale di pietra enormi per arrivare quasi come un tempio di Dio. È bello perché deve fare queste scale fino alle cielo. È bello guardare la scala da una Allora, ancora. Uno. Oh, un'altra storia. E lì sulla mia isola c'è un'altra cosa unica. Ci sono un microfono moderno. E lì sull'isola c'è una cosa che si chiama un orario. E cos'è un orario? Un orario per me è favoloso perché io entro, e sai per me cos'è un orario? È una biblioteca di pietra, no? Con tutte queste storie famose di 4.000 anni fa. Un orario è una biblioteca di storia. Un orario è un orario. L'oraggio è come un tempio di storia, una biblioteca. Un orario è un tempio di storia. Sì, e abbiamo più di 10.000 di questi monumenti, questi orari. È fatta di 10.000 delle sue gradi. Se tu guardi su una carta di Nordnet, sembra che c'è un orario ogni chilometro. Se guarda sulla mappa, Che cazzo è la mappa? sembra che c'è uno ogni chilometro. Fare l'accendare uno a ogni chilometro. E non esiste in tutta Europa, non esiste neanche in Italia, solamente qui. Allora andiamo avanti. Adesso ci vuole... E anche nella mia isola c'è una ragazza, no, una signora, che non è nata qui, ma lei ha imparato la nostra lingua. Si chiama Eleonora. Nel 1390 Eleonora ha aiutato a scrivere la legge, i codici per la nostra isola. Una cosa completamente particolare in tutta Europa. Si chiama Carta de Nilo. Questa signora ha scritto un libro di legge. Questa signora ha scritto un libro Di leggi. È una cosa favolosa. E le leggi sono scritte nella lingua sarda. E ancora abbiamo usato queste leggi per 500 anni. Abbiamo usato queste leggi per 500 anni. Grazie Eleonora. Ma la storia non finisce lì, con questa barca di 1543. La storia continua anche con voi, anche nel 700, 800. È nata un'altra signora di nuovo,
si chiama Grazia Delega. Grazie, viene dal numero. Bravo! No, dentro. Ecco. E lei, l'unica persona che vince il premio più importante per noi scrittori, come una donna, nel 1926. E c'erano tutti questi. C'era un ragazzo che è cresciuto qui vicino a Ale, no? Si chiama Antonio Gramsci, che è andato a scuola a Cagliari, è diventato una giornalista, una pensatore di politica importante. Allora, Rema, Gramsci, bravo. Tu vai a sedere. C'è un'altra persona che... Tu puoi tornare, tu sei. Un'altra persona che ha fatto il grande Remo viene da un piccolo paese, si chiama Armungia, e lui è Emilio Lussu, che ha fatto la guerra come un capitano tornato, ha cambiato completamente Sardegna con il primo partito di autonomia. Ha scritto un libro favoloso che per noi americani è il libro più importante della guerra. Grazie Emilio Lussu. E dopo ci sono tante altre persone come un ragazzo da Nuoro che ha fatto questi scultori favolosi. È andato a Venezia e ha vinto tutti i premi. E tutti hanno detto, ma che bella arte di Sardegna. Grazie Francesco Chiusa. E lì c'è un'altra signora molto vicino a qui. Urusai. Oh, come on, Maria là. Quanto sei bella, no? Tu prendi queste pezzi di arte usando proprio la tradizione della tua nonna. E tu hai cambiato il mondo di arte in Italia. Grazie Maria là. Come vuoi diventare? Vuoi diventare una scrittrice, una medicina? Un imprenditore. Quanti imprenditori di Sardegna e donne che fondate questi negozi, no? Grazie. E uno dopo l'altro. E io non ho solo la storia di queste due. E questa è la storia che voi dovete fare. Che voi dovete scrivere queste parti. Perché voi fate parte di questo grande viaggio, no? Questo grande viaggio da 8.000 anni, da Isidra, a Noraghi, a Eleonora, a Gramsci, a Delega, a Lussu, e ancora oggi. E anche voi fate parte di questo viaggio. Grazie. E questo viaggio, faccio una cosa speciale. Io sono scrittore americano, ma sono arrivato a vedere solo una scuola qui di Sardegna, la vostra scuola, perché è molto speciale, molto particolare, perché voi potete studiare anche in sardo. Questo è importantissimo, perché un giorno leggerà un libro di lui, non solamente in inglese, non solamente in italiano, ma anche in campedonese. Va bene? Grazie. Finiamo con te. Tu cosa vuoi fare nella tua giornata universitaria? Seconda? Ok, diventa io sono grandi, voi diventare... Andiamo a Resimano o diventare certo che viene Grazie. Grazie. Allora, voglio sentire se mi sentite senza, perché allora, qui facciamo più un dialogo, quindi parliamo, io sono un'insegnante e parlo di lingue, una spoletina, sapete dov'è Spoleto? Umbria, al centro
dell'Italia. Che ci viene a fare una spoletina qua in questo giorno particolare, in cui si parla e si ascolta in maniera particolare il sardo? Che ci viene a fare una che è stata trapiantata negli Stati Uniti per 30 anni. Per questi 30 anni ho studiato molte cose che si collegano a voi e quindi sono molto contenta di essere qua, perché io studio le lingue a contatto, quindi le lingue che si incontrano i popoli e si incontrano le lingue. Ok, qui siamo in una scuola molto particolare perché si insegnano più lingue. Quante lingue si insegnano qua e si imparano? Quante? Solo il numero? 3, ok. Diciamole. Italiano, sardo, inglese. Bene. Allora, io vi faccio delle domande anche un po' che possono sembrare senza senso, però ve le faccio perché benissimo, quindi siamo in 4 lingue, probabilmente nella comunità se ne parleranno anche altre, a scuola lo spagnolo, ok. Ok, quindi io vi farò delle domande che sembreranno un po' così semplici, però non ne parliamo spesso tanto, magari voi che siete in questo ambiente plurilingue ne parlate di più, però parliamone insieme. Quindi, perché impariamo l'italiano a scuola? Bene, perché? L'italiano era una lingua originaria di questa zona? No. E adesso lo è. Perché lo è diventata? Qui abbiamo anche dei grandi là dietro, volete parlare a voi? Perché la state parlando? La state parlando? Qualcuno? Bene, qualcuno ha altre idee? La studiatore Dante Alighieri. Ok, si parla di Dante Alighieri. Ok. Ragazzi laggiù, perché studiamo quasi solo l'italiano? Perché è la lingua più parlata, è la lingua nazionale, la lingua ufficiale. Ok. Poi ci mettiamo l'inglese. Perché impariamo l'inglese? Perché è un'alternativa Perché è una lingua che si parla in tutto il mondo. Come? L'inglese è molto diffuso. A cosa ci serve? Se tipo vogliamo andare in quel posto, Vogliamo viaggiare. Vogliamo viaggiare. per conoscere altre persone. Per conoscere le persone. Cioè se tipo viaggi in un posto dove non sai parlare di esempio una lingua che sai parli in inglese. Parla l'inglese. Si parla inglese in tutto il mondo? Sì! Sì! È una lingua molto diffusa, ma se io adesso, if I start speaking English, can you guys talk to me? Can I talk to you? What's going on? Am I really be able to talk to you? In English, in English. Yes? Quindi l'inglese è una lingua importante, però non la parliamo nella comunità, qualcuno la parla, ok? Però se voi adesso vi faccio una domanda un po' brutta, secondo voi se lo mettiamo sardo e inglese, è una domanda brutta, la prima cosa che vi viene in mente, qual è più importante? Sardo. Sardo, inglese, ok. Sardo. Qui a sinistra siamo. Ok, quindi ci sono varie percezioni, ok? Ognuno può dire la sua, non è vietato dire uno o l'altro. Però tutte queste lingue sono in competizione, in un certo senso. E ad esempio oggi celebriamo il giorno del sardo. Perché lo celebriamo? Magari 50 anni fa non si celebrava. Perché celebriamo il sardo?
Perché siamo celebriamo sardi. oggi il sardo? Perché siamo sardi. Perché siamo sardi, ok? Perché siamo sardi e dobbiamo riuscire a rispettarlo E continuare e continuare a a mantenerlo, ok? Bene. Bene. Secondo me perché magari qualcuno è stata creata con la lingua. Ok, in quel giorno è stata creata la lingua. Ok, quindi c'è un problema, c'è una questione, un problema. Ok, quindi c'è questa necessità di valorizzarlo, di dire a noi stessi che è importante, ok? Perché è forse una lingua tradizionale, quindi bene. Ultima. Bene, però appunto percepiamo un'attenzione, ok? Un problema. Dobbiamo mantenere il saldo. Ok, io faccio un'altra cosa. Quanti di voi lo parlano? Ok, quindi c'è una parte del... Beh, quanto di voi lo ascoltano a casa? Quasi tutti. Ok, quanti nonni lo parlano? Nonni, quanti nonni? Quasi tutti nonni, bene. Quanti genitori lo parlano? Quindi voglio dire, il sardo esiste, c'è. Cosa sta succedendo secondo voi? Perché abbiamo questa diminuzione? In realtà è vero, se guardiamo le ultime statistiche dall'Università di Cagliari, solo il 18% dei sardi, 18 persone su 100 parlano sia l'italiano che il sardo, quindi sono bilingue. L'8% parla solo il sardo, probabilmente sono persone anziane, ok? Probabilmente sono persone anziane. Quindi, perché questa diminuzione così forte? Probabilmente io non ho tutta la storia del sardo, quindi sociolinguistica del sardo, però sicuramente da dopo della seconda guerra mondiale, per tanti fattori, il sardo va diminuendo, si parla di meno a casa, c'è più italiano. Secondo voi perché? Pensateci un momento, prima di parlare, perché si parla meno sardo? Pensare. Perché solo di qua? Magari le persone che non stanno andando più. C'è una migrazione esterna, bravo, c'è una migrazione. Quali sono altre ragioni per cui si parla sempre di meno? Sì. Perché magari è una lingua ormai antiquata che non si usa più molto spesso, nessuno non la vuole usare, quindi si usa molto poco. Ok, qui abbiamo delle cose interessanti. Forse si vuole usare di meno, c'è una percezione che sia una lingua forse antiquata, ok? E quindi Però magari i sardi hanno l'accento giusto per parlare. non hanno l'accento giusto per parlarlo, ci sono tante questioni, la situazione è complicata. Io però vi voglio dire una cosa, una situazione anche molto comune. Sapete quante lingue ci sono nel mondo? Quante lingue sono parlate al mondo? 500? 300? Ragazzi grandi? 554. 1000? Ci sono intorno a 7000 lingue parlate nel mondo. 7000. Quante persone vivono a Sydney? 18.000.
sardo sono in pericolo, sono come il sardo. Quindi questa situazione in cui voi vi trovate e ci troviamo, perché poi vi voglio dire una cosa, i dialetti italiani, moltissimi, sono lingue e si stanno perdendo. Voi siete molto più fortunati perché qui c'è una voglia ancora di mantenere le vostre radici, avete i nonni che la parlano, avete i genitori, avete tante cose che vi fanno ancora stare legati alla vostra lingua, alle vostre radici, però la lingua purtroppo quando è più piccola e quando c'è una lingua più grande, in questo caso l'italiano, la lingua piccola si ritira. E ci hanno anche raccontato in molti che questa lingua non è importante. E questo succede a tutte queste lingue, più di 3.000 al mondo, a cui è stato detto: siete piccoli, siete minoranze. Minore, che vuol dire minore? Piccolo in che modo? Piccolo in che senso? Piccolo, quindi piccolo di numero? La quantità. Ok? Però c'è anche un'altra parola. Quantità, però anche spesso è considerata di qualità. O che non è abbastanza, come dicevate voi, non è abbastanza, è antiquata, eccetera. Queste cose ci entrano in testa, giusto? Ci entrano in testa e piano piano noi sempre di più parliamo la lingua grande, la lingua maggioritaria. A quel punto ci fermiamo come comunità, ci guardiamo in faccia e diciamo: che facciamo? E allora vi faccio un'altra domandona. Forse ci dovete pensare tutti, però voglio sentire qualcuno che non ha parlato. Se la lingua sarda domani scomparisse, facciamo uno scenario brutto, ok? Scomparisse. Cosa si perderebbe? Pensateci, è grossa questa cosa, aspettate. Cosa si perderebbe? Conoscenze, Madonna quanto siete intelligenti e quanto sapete. La lingua è un luogo di conoscenze. Bene. Sparirebbe la Sardegna, è vero? Simbolicamente, a livello di idea, forse sì, perché io l'Umbria, la mia Umbria, io non ho una radice linguistica, sì ho un accento, va bene, diverso, ma non ho una radice linguistica. Quando ero piccola, sai che dicevano: quanto è carella quella ragazzina, ma quando apre bocca? Perché magari parlava spoletino. E quindi, non lo parleremo mai. E qui c'è stata una pulizia. Non si dice quello, non si dice quell'altro, non si dice questo, non si dice quell'altro, non parlare così, non parlare. E quindi alla fine non lo parla più nessuno, ok? Non si festeggerebbe più, molto bene. Poi? La Sardegna, se il sardo scomparisse domani, la Sardegna non avrebbe più un valore di lingua, cioè non si parlerebbe così il sardo, si perderebbe la tradizione. Quante cose, grazie. Sì. Si prenderebbe l'identità. Voi avete sentito questa cosa della identità anche immateriale, qualcosa che non si tocca ma che sta dentro. Si perderebbero tradizioni. Si andrebbe d'accordo con Cioè c'è un senso negativo, ok? C'è un senso negativo, si perdono conoscenze. Voi quando parlate con i vostri nonni, ascoltate, anche se non lo parlate, ma ascoltate, capite le parole, c'è un collegamento con la cultura, tutto quello che fate, c'è anche un collegamento con la natura, come noi chiamiamo gli alberi, come le piante, tutto quello che fa parte della natura è codificato con il sangue, con l'italiano, ma la sensazione è diversa, ok? Allora, io vi dico che ci sono anche altre cose che si perdono. Si è perso il bilinguismo.
B, che vuol dire B? 2. Lingua? Bilinguismo. Quindi parlare più di una Due lingua, lingue. parlare più di una lingua fin da piccoli. E il nostro cervello è fatto per imparare più di una lingua. Eh? 7.000 magari no, però ne puoi imparare da piccolo 4, 5, poi ne impari di più. Se vai nei paesi ad esempio africani se ne parlano 5, tutte lì in maniera separata, ma si parla, se vai in India. Qui si sta perdendo anche la possibilità di diventare bilingue. Diventare bilingue da bimbo dà anche un beneficio al nostro cervello. Ci sono degli studi nuovi per cui si capisce che, si vede che quando si imparano due lingue allo stesso tempo da piccoli, cosa fai? Ad esempio i miei figli parlano italiano e inglese, ero all'estero, quindi parlavano l'inglese con me, l'italiano con me e l'inglese con gli altri. Quindi il loro cervello a tavola facevano bing 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 bing. E quindi questo meccanismo di bloccare una lingua, farne entrare un'altra, bloccare quell'altra, fare diventare, aggiunge qualcosa alle nostre strutture del cervello. Sono cose complicate, però lo avete capito. E per cui si è scoperto che si può avere un beneficio nell'imparare a scrivere, a leggere, soprattutto a leggere, perché già un bambino che ha due lingue già sa che uno ha un sistema e uno ha un altro sistema. E già capisce che una parola, e poi la trovi nel libro, è una parola limitata. Quindi è un beneficio. Poi c'è un altro beneficio che si chiama riserva cognitiva. Vuol dire che il tuo cervello si rinforza per tutte queste connessioni che si fanno. E quindi si è visto che quando si fa un paragone tra delle persone che hanno Alzheimer all'inizio iniziale, che sono bilingui o non sono bilingui, c'è un beneficio. L'Alzheimer arriva 5 anni dopo. Sono tanti, perché se io ho 80 anni e inizio a sentire un po' di sintomi dell'Alzheimer, che purtroppo conosciamo tutti, 5 anni sono tanti, okay, di vantaggio. Per cui prima si diceva, quale può essere una paura dei genitori di insegnare due lingue insieme? Quale può essere una paura? Una difficoltà. Poi? Brava, confondiamo le lingue. Io mi ricordo, mia zia mi diceva, ma non si confondono i tuoi figli una lingua e quell'altra? No, no, la lingua è una delle cose, la specializzazione proprio umana, per cui noi separiamo le lingue molto presto. Per cui se una lingua è una lingua, adesso siamo molto orientati sulle lingue, l'inglese, il francese, magari il cinese, eccetera, però abbiamo una lingua qua che può avere quell'effetto culturale, sociale, affettivo e anche cognitivo per la nostra testa, ok? E allora questa è una cosa che bisogna sapere. Perché non usarlo? Perché non far sì che i bambini lo imparino? È un vantaggio a tutti gli effetti. A tutti gli effetti. L'inglese lo impariamo, ma più tardi. Purtroppo qui non c'è una comunità, per cui lo impariamo a scuola. Il sardo lo stiamo imparando a scuola. Non basta. Non basta. Quindi ricordatevi una cosa. E poi la smetto qua perché mi sa che l'ho fatta molto lunga. Sì, tocca al mio collega. Quando tornate a casa, un po' di queste cose che avete imparato, raccontatele ai genitori, ditele ai nonni e iniziate ad imparare di più. Perché prima o poi sarete mamma e papà, sarete nonno e nonna, sarete voi o zio, zia, quello che è cugino, cugini, sarete voi a tramandarla questa lingua. Per cui grazie molto per questa possibilità di parlare con voi e ci vediamo probabilmente in piazza più tardi e spero che
continuate a fare quello che state facendo. Grazie.